Ma nulla contro il Gazzettino, che è un giornale autorevole, anche chi scrive, ci mancherebbe altro, ma con gli articoli che sono stati pubblicati venerdì sembra quasi che questa Maria Rosa e il sindaco siano dei santi che abbiano cercato addirittura di portare degli anziani. Ecco, allora vorrei ricordare ancora una volta che la responsabilità per cui il trasporto urbano è nel caos totale è solo e esclusivamente del sindaco Mauro Melao, che era stato avvisato in tutti i modi sia dalle opposizioni ma anche da tanti della maggioranza, e tra l'altro anche dal sottoscritto a marzo dell'anno scorso, al quale mi aveva anche risposto. Purtroppo per correttezza non ho registrato tutto, ma sarebbe proprio da registrarlo, proprio ci sono comunque altri contenuti che sono lì e potrebbero essere utilizzati in un altro momento. E sapeva benissimo che avrebbe dovuto contestare ad ACTV tante altre cose di cui aveva tutti gli elementi, ma ha lasciato perdere, ha lasciato tutto così, e quindi si è arrivati a gennaio di quest'anno che ovviamente arriva Veneto, che è un ottimo operatore, prima di poter articolare un servizio in maniera adeguata, e ci vorrà del tempo, sicuramente non qualche settimana. Quindi veramente, cioè, da questo articolo sembra quasi che siano dei santi che stiano cercando di sistemare l'irreparabile che hanno causato loro, non si dovrebbero neanche presentare, dovrebbero nascondersi. Poi tra l'altro un'altra cosa sinceramente ridicola, c'è questo trafiletto, il precedente, Armelao e 6 bimbi da Conchiavalli, e qua è stata un'altra buffonata del sindaco Mauro Armelao, perché cosa ha fatto questo? L'anno scorso, per farsi vedere con i selfie, siccome c'è una mamma che abita là e che vuole portare il figlio a scuola qua, e tra l'altro questa era una candidata nella sua lista civica, e praticamente per fare un piacere a questa si è messo, e per farsi le foto è andato a Conche con Pulmino a prendere questi bambini, tra l'altro facendo anche uno sgarbo istituzionale verso il sindaco di Codevigo, perché c'era un accordo con l'amministrazione precedente. Ogni comune cerca di tenersi le classi perché sennò perde le classi, e questo qua si è fatto vedere, ma in realtà dopo non ha fatto nulla, ha fatto solo, non c'è stato nulla di fatto, è stato semplicemente il tempo di un selfie, è andato tutto quanto come è andata, e non è stato in grado. Tra l'altro vorrei ricordare l'inizio dell'anno scolastico, i scuolabus a Chioggia per un certo periodo non hanno funzionato dopo, e quindi cioè, veramente per carità, io non, qualcuno mi dice ma ce l'hai con Armelao? Io non è che ce l'ho con Armelao, ce l'ho perché da cittadino, da ex consigliere comunale, da persona a una certa età, vedere anziani, persone bisognose abbandonate alle fermate del Corriere e sentire quello che sta succedendo, dopo che è stato avvertito in tutti i modi, senza contare tutto il resto, Turati, tutta un'altra serie di cose, francamente proprio veramente è una cosa. Quindi da questo articolo, con tutto rispetto, sembrerebbe che siano dei bravissimi e invece sono dei ciarlatani, perché stanno portando la città al disastro, in particolare Mauro Melao, che non è in grado di fare il sindaco, non è in grado, non è capace, non ha questa capacità, e quando se ne andrà prima o poi, perché prima o poi o fine legislatura, speriamo prima, i danni ce li porteremo avanti per anni. Ecco, questa è la situazione. Scusatemi il tono un po', non è che abbia qualcosa di personale verso Armelao, che considero un pessimo sindaco, ma è proprio perché i danni che sta facendo, e in particolare verso le persone, perché chi ha la macchina a un certo punto si arrangia, ma tantissime di queste persone non hanno questa possibilità. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.